È sempre più raro ormai incontrare un carretto sulle strade siciliane. Sino agli anni intorno al 1940, soltanto a Palermo e provincia ne circolavano quasi 5.000. Simbolo della Sicilia agricola, popolare e artigiana, il carretto è stato sopraffatto dai nuovi mezzi a motore. La sua origine, secondo il noto archeologo Biagio Pace, può farsi risalire al carro siciliota, ricordato da Pindaro, il poeta greco che nel V secolo a.C. visse alcuni anni ad Agrigento e Siracusa. In realtà il carretto si diffuse nell'isola agli inizi dell'Ottocento, quando si diffusero le strade e le mulattiere si trasformarono in trazzere e quindi in rotabili. Più difficile è stabilire il momento in cui sia stata aggiunta la parte decorativa, forse a imitazione delle lettighe e delle carrozze dei nobili. Un viaggiatore francese, il barone Gonzalve de Nervaux, che si trovava in Sicilia nella primavera del 1833, racconta di aver incontrato alcuni carretti decorati con le immagini della Vergine e dei Santi. E Giuseppe Cesare Abba, seguendo Garibaldi da Marsala a Salemi nel 1860, nota le immagini sacre dipinte sui carri che portano i cannoni. Finalmente, nel 1865, il geografo francese Eliseo Reclus vede sulle sponde dei carretti, a Catania e dintorni, scene di storia profana e vicende d'amore. Ciò malgrado, la data di inizio della particolare figurazione che fa del carretto siciliano quello che è, rimane argomento di ricerca e dibattito per gli studiosi. Ad esempio, in un quadretto votivo del 1829, uno dei tanti ex voto che adornano le pareti delle chiese e dei musei siciliani, il carretto appare dipinto in modo uniforme e solo con qualche filetto per ornamento. Ciò è la prova per alcuni che almeno sino a quella data non c'era una consistente decorazione sulle sponde dei carretti. Per altri, il pittore del quadretto ha soltanto semplificato il suo lavoro badando all'essenziale: l'apparizione del santo dalla nuvoletta, la data 25 settembre 1829 e lo svolgersi dell'incidente. La sala più ampia del Museo Etnografico Giuseppe Pitrè di Palermo è interamente dedicata al carretto siciliano. Qui troviamo alcuni carretti di varia provenienza e struttura, di Castelvetrano, Palermo, Catania. Ci sono pure, sui ripiani e sulle pareti, alcune ruote, sponde e altre parti, o come si dice, pezzi di carretto scolpiti e dipinti. Il carretto più interessante del museo, ed uno dei carretti siciliani più interessanti di ogni tempo, è quello posto al centro della sala con l'animale. È un carretto della fine dell'Ottocento. Costruito dalla fabbrica di Santo Marino e dipinto da Salvatore Di Franco, è un tipico carretto alla palermitana, dedicato alle vicende del Vespro siciliano. Qui l'infante Giacomo di Aragona viene accolto in festa dal popolo. Al centro e ai lati delle fiancate ci sono travetti scolpiti chiamati barruni. Nel carretto alla palermitana le fiancate o sponde, che in siciliano si chiamano masciddara, hanno forma di trapezio e sono in legno di noce. Le ruote hanno 12 raggi in legno di frassino, chiamati iammozzi. Raggi, curve, mozzi patiranno inevitabilmente le strade, ma sono scolpiti e dipinti. Anzi, il pregio di una ruota, il pregio estetico, viene dalla quantità di rosette, testine, ballerini o angioletti scolpiti sui raggi, insieme alle altre figurine e al ramiggiato che adorna le curve. Sulle stanghe, chiamate asti, troviamo motivi vegetali, figure nude, serpenti, mostri, scene di vita popolare, cavalieri e cavalli al galoppo. Alcuni sono elementi di superstizione, come faceva notare Giuseppe Cocchiara, che proseguì l'opera del Pitrè e diede sistemazione a questo museo. Amor, che come vedi ancor non m'abbandona. Dante, Inferno, canto quinto. Paolo e Francesca, celebri amanti, che il costruttore inserisce liberamente nel carro. L'artigiano artista, il costruttore, ritorna pienamente al tema del Vespro nella chiave. Così è chiamata la fascia di legno scolpita che chiude le stanghe. L'azzurro del mare, il sole e una barca. Simboli augurali per la rivolta che alcuni congiurati preparano segretamente intorno a un tavolo. La chiave che dà rilievo e corpo alle storie e ai personaggi delle fiancate è la parte scolpita di maggior valore di tutto il carretto. Sempre nella parte posteriore del carretto, il lato di sinistra.
un'altra licenza poetica dell'artista del carretto. Le tre grazie, tre donne belle, con piglio e movenze quasi liberty. Poiché sono sempre segnati sul carro il nome del costruttore e del pittore e mai quelli dello scultore e del fabbro, non sapremmo chi elogiare per la cassa fuso, quella fantasia di ferri battuti e di sculture sotto la cassa, sull'asse, il fuso, che regge le ruote. Quello del vespro siciliano, come è noto, è solo uno degli argomenti che le sponde dei carretti raccontano. Nel Museo Pitrè si trovano decine di sponde con le storie più varie. Con alcune di esse e con qualche altra è possibile tracciare una cronaca dei vari temi che hanno interessato nel corso di quasi 100 anni pittori e committenti di carretti. Genoveffa di Brabante o Genoveffa di Nanterre. Per il popolo è una stessa santa. L'argomento religioso è fra i primi a comparire nei riquadri o, come si dice, sugli scacchi dei carretti. Interi cicli, specialmente agli inizi, furono dedicati al Nuovo Testamento, alla vita di Gesù e degli Apostoli. Immagini come queste sono rare e appartengono a un carretto intravisto a Partinico nella primavera del 1984. Carlo Magno conquista Parigi. Il mondo dei paladini sui carretti non deve ritenersi ovviamente coevo con lo sviluppo ottocentesco dell'opera dei pupi, perché, secondo nuove ricerche, questo mondo si affaccerebbe sulle sponde solo all'inizio del nostro secolo. Come che sia, da un certo momento in poi i paladini dei carretti e i paladini dell'opera, i pupi, si fissano in modo univoco nell'anima popolare. Alto! Alto! Fermati, Orlando! Perché io non ti posso tagliare? E io, Ferraù, perché non ti posso tagliare? Vi è un segreto. Vuoi svelare il tuo? Ebbene, puoi svelare il tuo segreto. Io svelerò il mio. Sentimi, Orlando. Per potermi vincere, devi prima colpire nella corazza dell'ombelico. Parla tu ora. Ebbene, io sono incantato nel tallone del piede sinistro. Ah, e ora come ti posso tagliare? Vai là! Muori! Re Ruggero a Palermo. È il momento in cui la Sicilia popolare cerca una sua più lontana identità e l'epopea normanna viene sentita come autoctona, siciliana. Anche l'epopea garibaldina trovò il suo spazio naturale sulle fiancate. Renato Guttuso, già pittore di fama, ha dipinto, alla maniera dei carretti, la battaglia del Ponte Ammiraglio. E i pittori di carretti hanno rifatto, pari pari, il quadro di Guttuso. Il dado è tratto. Al diffondersi dell'apprendimento scolastico nell'Italia unita, è stato attribuito il suggerimento di un episodio peraltro suggestivo. Cesare passa il fiume Rubicone e il dado è tratto. La cavalleria rusticana. Nella seconda metà dell'Ottocento si diffonde il teatro d'opera e così le scene colorate dei melodrammi, le illustrazioni, vengono ricalcate sui masciddara. La cavalleria rusticana, che ha tra i protagonisti un carrettiere, non è la sola opera che appare sulle sponde. Ecco la Carmen. E l'elenco potrebbe continuare, come potrebbe continuare quasi all'infinito la serie degli altri argomenti delle sponde che seguiranno passo passo tutte le mode e tutti gli avvenimenti di cronaca e storia, con un'eco pur minima nell'anima popolare. I carretti siciliani sono simili sostanzialmente in tutta l'isola. Tuttavia, alcune dissomiglianze, anche nelle sponde e nei colori, possono permettere di riconoscerne la provenienza. Un carretto del Museo Pitrè è un carretto catanese. Lo si vede a prima vista dalla forma delle sponde che, a differenza di quelle a trapezio di Palermo e Castelvetrano, sono perfettamente rettangolari. E il colore preminente è il rosso. I quadri di questo carretto ripetono un ciclo singolare che fu detto alla prussiana. La guerra franco-prussiana e la campagna d'Italia di Napoleone I. Il pittore deve avere tratto ispirazione da alcune stampe popolari francesi, Les Images d'Épinal,
che si diffusero non solo in Sicilia dopo il 1870. La costruzione del carretto non era opera di un solo artigiano, ma di vari artigiani, ognuno, come oggi si direbbe, con una sua équipe, un suo gruppo di lavoro. In questo archetipo del Museo Pitrè si vede com'era un laboratorio di carradore. All'aperto, col maestro, gli anziani e i giovani di bottega, tutti impegnati in un lavoro ripartito. Chi aveva bisogno di un carretto si rivolgeva al maestro, u mastro di carretto, il carradore. In siciliano, il carrozzieri. La forma ai vari legni veniva data dal mastro con l'aiuto di utensili semplici, taglienti e antichi. Un maestro di Palermo, Giovanni Raia, è intento alla sbozzatura di un raggio per le ruote. Raia è tornato in solitudine al lavoro della sua giovinezza dopo una lunga parentesi dovuta, come si capisce, alla crisi stessa del carretto. Raia lavora con gioia, ma questa gioia non può trasparire. Il maneggio dell'ascia richiede ritmo e concentrazione. Le botteghe dei carradori erano centinaia in tutta la Sicilia. Erano decine a Palermo, fra 20 e 25 a Bagheria, vicino a Palermo, intorno al 1928. Lo stesso carradore, lo stesso carrozzieri, era spesso scultore di fino per le parti più preziose del carretto. Altrettanto spesso lo scultore aveva una sua distinta bottega. Lo scultore, in siciliano un tagliaturi, l'intagliatore, completa l'opera del carrozziere. Un lavoro che non è solo di rifinitura, ma di un certo rilievo artistico. Lo scultore Salvatore Coffaro, di Bagheria, ha fatto sempre questo suo mestiere anche negli anni di emigrazione in Argentina. Vicina alla bottega del carradore c'era quella del fabbro, Ufirraru, il fabbro ferraio. Questa vicinanza era una necessità pratica e tecnica. Il fabbro, questi è Carmelo Saccaro, prepara i ganci per le corde di carico, i perni a vite per connettere e serrare le varie parti di legno e alcuni altri ferri battuti che nel carretto siciliano serviranno solo da ornamento. La costruzione grossa di un carretto richiedeva almeno il lavoro di una settimana. Così pure a settimana si calcolava la durata di ogni lavoro connesso e settimana veniva chiamato il salario degli operai. Fra gli artigiani del carretto restano famosi i nomi dei carrozzieri Giuseppe Montalbano e Domenico Monteleone a Palermo, Giovanni Faro e Nino Leo a Catania. Si ricordano pure i fabbri Pietro Giglio a Bagheria, Luigi Picciotti e i fratelli D'Amico a Catania, gli scultori Giuseppe Pesco a Palermo, Leonardo Giacomarro a Castelvetrano, Ignazio Russo a Catania. Fra gli studiosi, oltre al Pitrè e al Cocchiara, si citano i nomi del Capitò, Lopresti, Ligotti, Fagone, Maganuco, Ganci Battaglia, Antonino Buttitta. Col carretto, il carrettiere portava sulle strade le sue credenze, la sua ideologia, la sua cultura. Le storie dipinte sulle sponde e sui masciddara, se era stato lui quasi come sempre a sceglierle o accettarle, anzi a preferirle, come si dice in Sicilia, erano non altro che esibizioni allusive delle proprie mascelle, cioè del suo mondo e della sua grinta. Avevano un significato repentino. Con buona pace degli artigiani, degli artefici sino ad ora incontrati, carrozziere, fabbro, scultore, il carretto siciliano non sarebbe quello che è senza l'opera straordinaria e prepotente del pittore. Francesco Paolo Cardinale è uno dei pittori più nominati e rinomati. Nato nel 1909 a Palermo, cominciò da ragazzo la passione della sua vita, la pittura dei carri. Fatto il militare, aprì bottega a Palermo in corso Alberto Amedeo nel 1933. Con lui lavora il figlio che porta lo stesso nome del padre, Francesco Paolo, e dal padre ha imparato l'amore per il mestiere, anzi, come essi dicono, per l'arte, questa arte. La pitturazione completa di un carretto richiedeva il lavoro di 4 persone per la durata di una settimana. I giovani di bottega passavano sul legno una mano d'olio di lino, una di biacca, una di giallo cromo e curavano le campiture più semplici. Poi cominciava l'opera del maestro. Quanto guadagnavano pittori, fabbri, scultori, carrozzieri, sellai, maniscalchi, tutti gli artigiani del carretto?
di che vivere. Con qualche rara eccezione, guadagnavano solo di che vivere. Giuseppe Manfrè nel suo laboratorio di Partinico. Originario di Bagheria, dove è nato nel 1913, Manfrè lavorava nel suo paese quando era il tempo degli artigiani. Poi il progresso li ha scacciati. Sono parole sue. Allora è andato ad Alcamo e quindi a Partinico, dove qualche richiesta di lavoro può arrivare anche dalla vicina Palermo. Uomo e artista geniale e disponibile, Manfrè non rifiuta mai un lavoro e lo adatta alla richiesta e alle possibilità del committente. E ciò gli ha consentito di rimanere sempre col proprio mestiere. L'assenza di un apprendistato, la mancanza di allievi, di ragazzi che vogliano imparare il mestiere con puntualità e discrezione, segnerà la fine, come dice il pittore Manfrè, dell'arte del carretto. E la sola buona volontà di un ragazzo, Michelino, non basta a smentirlo. Michelino porta il nome del nonno, Michele Ducato di Bagheria, notissimo pittore di carretti. Il ragazzo frequenta la scuola dell'obbligo e nelle ore libere dipinge sulle sponde per diletto. Si dubita che intenda prefigurarvi il suo avvenire, per quanto anche in Sicilia corre il detto «impara l'arte e mettila da parte». Anche il padre di Michelino, Giuseppe, è pittore di carri e, come gli altri fratelli, ha imparato il mestiere dal padre. Qui Giuseppe Ducato dà inizio alla pitturazione di una fiancata. Comincia col sovrapporre il disegno e col ricalcarlo. In passato, talvolta, le linee del disegno erano segnate da forellini. La matita o il carboncino passavano attraverso i fori e segnavano di nero i contorni delle figure. Questi disegni sono stati tramandati spesso da padre in figlio. La loro fonte poteva trovarsi nelle dispense e nei libri di divulgazione storica pubblicati in buon numero nella seconda metà dell'Ottocento. Giuseppe Ducato lavora col fratello Onofrio, che ha avuto pure lui, come altri artigiani meridionali, pittori o no, di carretti, la sua esperienza di emigrazione in America. Il ritorno dei fratelli Ducato a questo lavoro si spiega con una nuova richiesta di carretti o di parti di carretto, una richiesta modesta però, dovuta ad amatori di folklore e tradizioni popolari, italiani e stranieri, ad emigrati con qualche lira da parte e molta nostalgia, e infine a commercianti e collezionisti. La decorazione del carretto vanta, oltre a quelli citati, numerosi altri nomi: Emilio Murdolo, Carmelo De Simone, Alfio Palmieri, Giovanni Salerno, Giuseppe Picciurro. Sarebbe un lungo elenco che ci farebbe percorrere da una parte all'altra l'isola intera. La pitturazione della sponda richiede un lavoro paziente, effettuato con metodi diversi. Alcuni segnano prima i contorni di scuro, altri pennellano immediatamente, ma sempre con lentezza, dentro le linee di ricalco, e il resto a dopo. Anche la scelta dei colori è una caratteristica del pittore. Il cromatismo di cavalli e cavalieri, finimenti, armature e paesaggio sono un fatto personale, un fatto creativo. Uno dei pittori più seri e rispettati è stato Giuseppe Picciurro, che vediamo in queste immagini riprese a Palermo nel 1970 davanti al suo laboratorio in Corso dei Mille, la strada dei costruttori e pittori di carri. Picciurro amava la pittura e vi rimase fedele tutta la vita. Ecco l'interno di un carretto del Picciurro. La geometrica sicurezza delle campiture, le radiazioni, gli scacchi, il tutto in armonia. Proprio dalle parti di Corso dei Mille vediamo il furgoncino di un fruttivendolo colorato con figure di paladini. Essendo ormai invalso l'uso di personalizzare le automobili di serie, non poteva aversi personalizzazione migliore di questa. Esprime il mondo del proprietario e la sua nostalgia. In queste immagini del 1963, il pittore Antonio Cronio, sempre in Corso dei Mille, ritocca le sponde di un carretto che sono state adattate a un furgoncino. Infatti, nel secondo dopoguerra e quasi per un decennio,
Quest'uso diede nuovo lavoro agli artigiani del carretto e una nuova ventata di vita al sentimento popolare per le storie delle fiancate. Il celebre etnologo Giuseppe Pitrè, autore della Biblioteca delle tradizioni popolari, attribuì all'interesse degli stranieri la nascita di un'industria nuova a Palermo. Il carrettino Gingillo, il carrettino souvenir della Sicilia, col cavalluccio di cartapesta. Il carrettino siciliano diveniva il simbolo suggestivo e turistico dell'isola. Potremo in ogni caso vedere sempre i veri carretti in grande nelle feste dei paesi siciliani. Qui siamo a Terrasini, vicino a Palermo, un sabato santo. Diciamo subito che non si tratta di carretti da lavoro tirati a lucido. Non ne esistono quasi più. Questi sono carretti da parata. Stiamo dunque assistendo a un'esibizione, a uno spettacolo, annunciato nel programma della festa come sfilata di carretti siciliani e canterini. Le bardature, i colori, anche dei carretti, sono di derivazione araba e normanna. Ricordano i mosaici e le cupole delle chiese siciliane. E poi, se il barocco è inteso come ornamento senza fine, questi carretti e i cavalli sono certamente di quello stile. La testina di un paladino. Sellini, sottopanze, supracuderi e cuderi, gruppiere, specchietti, sonagli, piastre, galloni, frange, ricami, fiocchi, anzi giummi e campanelline, anzi ciancianedde. E alcuni sicuramente sono amuleti. Uno di questi carretti mostra le solite figure sullo sportello posteriore e poi una bella chiave scolpita fra le stanghe. Ma non presenta alcun ornamento sull'asse delle ruote. Manca la cosiddetta cassafuso ed è perciò un carretto di Castelvetrano. I carretti non trasportavano soltanto prodotti agricoli, ma di tutto. Sale, sabbia, zolfo, materiali da costruzione, mobili nei traslochi. Sulle strade di campagna se ne incontravano file intere, tutti con lo stesso carico, e dovevano essere molti per trasportare l'equivalente del carico di un autotreno di oggi. Il carretto era il veicolo dei venditori ambulanti. Portava merci, notizie e storie illustrate sulle sponde. A dispetto della sua rigidità costruttiva, veniva usato spesso come calesse familiare. Quello del carrettiere non era un mestiere per tutti. Richiedeva resistenza fisica, temperamento, coraggio. Sulle strade, anche nei brevi viaggi, non mancavano le insidie. Di notte si doveva vegliare e col buono o col cattivo tempo bisognava viaggiare. Spesso andavano insieme più carretti per aiutarsi e proteggersi a vicenda, ma più spesso il carrettiere andava solo, con la semplice compagnia del cavallo.